di Ulse e polizia locale nell'osteria dove è scoppiato il caso dello scontrino da 1.100 euro, e mentre la CNN attacca sconsigliando di visitare la città, un gruppo di veneziani rilancia la necessità di un marchio per i locali. Tragedia in Polesine, 38enne di Rovigo muore nello schianto della sua auto finita fuori strada ai piedi di un cavalcavia, e ieri sera Noale la drammatica fine di un'anziana perpetua travolta da una vettura. Sono già liberi gli spacciatori che hanno prima insultato, poi aggredito un professionista italiano che aveva rifiutato la droga in stazione a Padova, allibiti i cittadini. L'incidente sul lavoro in un cantiere della Pedemontana nel Vicentino, operaio scivola su una passerella ghiacciata e finisce contro uno spuntone di ferro, l'uomo è grave. Identificato e denunciato dai carabinieri il presunto autore degli incendi ai danni di case di Monselice abitate da esponenti del Partito Democratico. La rabbia dei vescovi del Triveneto contro il governo per la cancellazione dei fondi dalle scuole paritarie raggiunge oggi l'apice con le parole di Monsignor Tessarollo, vescovo di Chioggia. Ideologia bolscevica attacca. La polemica contro il maxi faro di luce di Marghera si allarga ben oltre i confini del veneziano. Inquina il cielo del Veneto, insorgono gli astrofili trevigiani. Raccolte oltre 6.000 firme, presentati 2 esposti. Buonasera e ben ritrovati con le notizie dal Veneto. Torniamo in apertura sulla polemica per quello scontrino da 1.100 euro che un gruppo di studenti giapponesi si è visto recapitare dopo una cena consumata in centro storico a Venezia. La polemica è arrivata anche oltre i confini nazionali, è arrivata, ha fatto il giro del mondo e adesso intervengono anche le forze dell'ordine. Blitz dei NAS, degli ispettori dell'Ulse e della polizia locale all'Osteria da Luca a San Marco, dopo le polemiche per il conto da 1.143 euro presentato a 4 studenti giapponesi. I controlli sono proseguiti per tutta la mattina. L'intervento dei vigili urbani è scattato dopo che Marco Gasparinetti, l'esponente del gruppo 25 aprile che aveva sollevato la questione, aveva consegnato loro copia della denuncia presentata dagli studenti alla Guardia di Finanza per mancata emissione dello scontrino fiscale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento tramite carta di credito che conferma la folle cifra versata dai nipponici. La vicenda, ora nelle mani della giustizia, ha fatto il giro del mondo, finendo addirittura sulla BBC e creando una pessima pubblicità all'intera Venezia. Nelle stesse ore la CNN inseriva la città lagunare tra le 12 destinazioni che i turisti di tutto il mondo avrebbero fatto meglio evitare a causa del sovraffollamento. Il problema dei ristoratori truffaldini che provano ad approfittarsi dei turisti è da sempre molto sentito in città. Tra le soluzioni proposte quella di un marchio di garanzia da esporre nei locali, rilanciata oggi dalle associazioni di categoria. La stessa idea è al centro dell'iniziativa avviata nel 2016 dall'associazione di residenti Venezia.com. Una commissione apposita composta da persone nostre decide che un locale rispetta i canoni di tradizione veneziana e lavora in modo onesto. Ai locali selezionati dai residenti viene apposto il marchio Authentic Venetian, che unisce al controllo sull'onestà dei ristoratori quello sull'effettiva tipicità dell'offerta proposta. Ha una duplice funzione. Noi vogliamo promuovere gli operatori che si comportano bene, che sono stati danneggiati enormemente da questa cattiva pubblicità mondiale, e contemporaneamente vogliamo aiutare i turisti, vogliamo suggerirgli dove noi andiamo a mangiare, dove noi stiamo bene e dove noi riteniamo che il turista venga trattato in maniera buona, che mangi bene e che non paghi dei spropositi come è successo. Ed ora il caso di un uomo morto di cancro per l'amianto. L'avvocato che ha seguito la pratica ha fatto un'importante scoperta. Chi volesse essere risarcito deve rivolgersi a Telecom. Mio marito prendeva una pensione di invalidità riconosciuta nello stabilimento dove lavorava. Come appena mio marito è venuto a mancare, mi hanno tolto questa pensione. Il marito della signora Fortuna ha lavorato 12 anni per Italsider, passando nell'86 in regione, dopo che INAIL gli ha riconosciuto una rendita da malattia professionale per sordità e broncopatia da fumi di saldatura. Ma quando nel 2009 è mancato per un cancro dovuto all'inalazione di amianto, alla moglie è stato tolto tutto. Per questo si è rivolta ad un legale. L'INAIL le negava la copertura
perché negava che il tumore di suo marito fosse dovuto all'attività lavorativa, e una stragrande maggioranza dei lavoratori che sono morti nel frattempo sono morti senza immaginare che la loro malattia sia dovuta all'attività lavorativa che avevano fatto in questa acciaieria, che ripeto è stata la nostra Ilva, è stata una strage. Ci sono decine di migliaia di lavoratori che ci hanno lavorato e molti di essi sono morti probabilmente per ragioni connesse al servizio. Aprendo la causa, l'avvocato ha fatto una scoperta. Nella causa di risarcimento danni per la morte di suo marito abbiamo dimostrato che il soggetto che è tenuto a rispondere dei debiti di questa acciaieria, che ha chiuso da parecchio tempo, è Telecom. C'è da chiedersi come mai proprio Telecom. L'acciaieria ha venduto lo stabilimento, però si è trasformata in una finanziaria. Questa finanziaria poi è diventata una società elettrica, questa società elettrica è diventata una società telefonica, sempre mantenendo lo stesso codice fiscale, e alla fine è stata incorporata, fusa per incorporazione in Telecom, con il risultato che Telecom è l'erede universale dei debiti di questa acciaieria. Sono in pochi a saperlo, per questo la vedova Napolitano lancia un appello. Voglio dire che si rivolgono anche loro a persone che fanno questo lavoro, cioè avvocati, e che lì vengono risarcite come sono stata risarcita io. Tragedia della strada a Grignano Polesine nel Rodigino, dove ha perso la vita un 38enne di Rovigo, Alessandro Fioratto. L'uomo viaggiava su una Lancia Y che per cause ancora al vaglio è uscita di strada ai piedi del cavalcaferrovia che dal quartiere Santa Rita di Rovigo porta appunto a Grignano. L'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta la Polstrada. E un altro drammatico incidente stradale accaduto ieri sera a Noale, nel Veneziano. Nello scontro tra due auto ha perso la vita una 86enne Perpetua del parroco di Briana di Noale. A Briana tutti conoscevano Assunta Masiero, 86 anni, Perpetua, nella parrocchia della piccola frazione di Noale, oggi sotto shock per la tragica morte dell'anziana. Erano le 19:30 di ieri sera, quando lungo la Noalese c'è stato il tremendo schianto. Da una prima ricostruzione ancora tutta da confermare, sembra che l'auto con al volante l'86enne si sia immessa lungo la regionale. In quel momento stava sopraggiungendo un secondo mezzo che non ha potuto evitare l'impatto con la 500 di Assunta. La donna è stata sbalzata fuori dall'auto, mandando in frantumi il parabrezza. Terribile la scena avvenuta davanti agli occhi del figlio dell'anziana che si trovava a bordo di un'altra vettura. Immediati i soccorsi del SUEM, ma purtroppo per Assunta non c'è stato più nulla da fare. Prima notte in cella per Luca Furlan, accusato dell'omicidio della 66enne di Vittorio Veneto Elda Tandura. Un caso di disagio sfociato in tragedia, dicono dal comune che seguiva quotidianamente la situazione della vittima. Ha incontrato il suo assistito nel pomeriggio, l'avvocato Alessandra Nava, in carcere a Treviso. Dopo la prima notte trascorsa in cella, Luca Furlan, 49 anni, di Preganziole, è apparso molto preoccupato, dice il difensore, soprattutto per la tempistica con cui si sono mossi gli inquirenti. L'arresto per omicidio preterintenzionale arriva 3 mesi dopo la morte di Elda Tandura, 66 anni, rimasta in coma per 28 giorni dopo la caduta in casa rivelatasi fatale del 28 settembre. Furlan nega di averla spinta e teme che ora la ricostruzione dei fatti, che nell'immediatezza poteva essere più semplice, si complichi. A Serravalle, dove l'ex insegnante abitava, tutti sapevano della situazione di disagio che la donna viveva, così come il comune. La signora Tandura era una signora costantemente seguita dai servizi sociali di Vittorio Veneto, che erano costantemente in contatto con il suo amministratore di sostegno ormai da diversi anni. Fisicamente non aveva grandissimi problemi, insomma, ovviamente erano problemi di altro tipo quelli che avevano portato alla nomina dell'amministratore di sostegno. Un disagio psichico quindi che non le consentiva di gestire il rapporto con Furlan. C'erano state liti violente anche la sera della tragica caduta. Se l'ipotesi d'accusa della procura dovesse trovare riscontro, si potrebbe parlare dell'ennesimo femminicidio, e questo proprio in un comune in cui è operativo da 3 anni un centro antiviolenza. Voi avevate sentore che questa donna venisse picchiata? È chiaro che in una situazione di fragilità la componente della violenza molto spesso poi interviene.
quello che era stato da noi rilevato era stato anche segnalato ovviamente prontamente al tribunale, insomma, man mano. Infortunio sul lavoro in un cantiere della Pedemontana, grave, un operaio. Malo, grave incidente nel cantiere della Pedemontana. Un operaio è scivolato da una passerella ghiacciata. Nella caduta gli si è conficcato un ferro in una gamba. L'uomo, un quarantenne, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza e ricoverato nel reparto di rianimazione. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano gravi. Andiamo a Padova, sono già liberi gli spacciatori che hanno prima insultato e poi aggredito un professionista italiano che aveva rifiutato la droga. Allibiti, sconcertati i cittadini di Padova. Mercoledì a mezzogiorno hanno minacciato e aggredito un professionista italiano in piazzale Stazione. 3 giorni dopo hanno lasciato il carcere 2 palazzi. Sono liberi in attesa del processo fissato per l'8 febbraio i 2 tunisini arrestati dai carabinieri. Se lo aspettava lo stesso professionista, se lo aspettavano i cittadini. Quest'uomo ha assistito alla scena. Purtroppo abbiamo leggi che permettono che succeda questo, non hanno più timore. Io passavo di là, fatalità, e ho visto anche quando la commessa del bar o chiunque sia ha fatto intervenire, ha detto guardi chiamo la polizia o i carabinieri, non si intimoriscono più perché alla fine vanno in questura, 2 ore riescono di nuovo. Amareggiata anche questa donna che con il marito si è trasferita da poco a Padova da Milano. È meglio che non ne parliamo perché realmente non è una cosa bella per noi, perché adesso venire qua anche a Padova, guardi, noi abitavamo a Milano fino a qualche anno fa, lì c'è di tutto, ma però qui a Padova guardi che non pensavo una cosa del genere. Una zona che fa paura questa, aggiunge. Bisogna stare attenti quando si cammina perché io mi sono trovata delle persone di dietro che non è una cosa bella. Comunque vabbè che tutto il mondo è paese, però. Amarezza e disillusione tra i cittadini. Che dire? Non ci sono parole, cioè siamo in un mondo dove tutto è difficile, cioè, sembra che certe cose debbano andare per forza così. La questione delle leggi italiane che vanno rivisitate, bisogna cambiare tutto il sistema. Restiamo nel Padovano ma ci spostiamo a Curtarolo per tornare a parlare della vicenda di Michele Favero, il venetista che dopo un tentativo di furto si scaglia contro i giudici che non tutelano chi si difende in casa propria. A febbraio nuova manifestazione a sostegno della legittima difesa. Guardi, io lo dico al giudice, voglio proprio essere ben inquadrato, io sparo per uccidere. Perché sta gente qua merita solo di andare al cimitero e basta. E siamo stanchi di subire queste aggressioni quando lo Stato è totalmente indifferente. Le parole di Michele Favero, venetista che attraverso i nostri microfoni ha denunciato l'ennesimo furto in abitazione compiuto all'interno del condominio dove abita a Curtarolo, hanno riacceso il dibattito sulla legittima difesa. I cittadini non si sentono tutelati e sentono la necessità di armarsi, racconta Favero ai nostri microfoni. Siamo delle vittime ma veniamo trattati come se fossimo noi ladri. È una cosa assurda che noi stiamo diventando prigionieri dentro le nostre case e poi se dovessimo difenderci in qualche modo rischiamo anche di andare in galera. Dopo il tentato furto ci sono danni da pagare, quelli delle finestre scassinate. Se va bene non basteranno 300 euro. E 300 euro per una famiglia che vive del proprio lavoro sono tanti soldi. Favero, insieme ai venetisti, il prossimo 7 febbraio sarà nuovamente in piazza a Padova per un corteo tra tribunale e stazione per sostenere Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che lo scorso dicembre venne condannato per aver sparato e ferito uno dei ladri entrati nella sua abitazione. Venite a manifestare quando facciamo le manifestazioni per Walter Onichini e dobbiamo essere in 100.000. Questi sono i problemi seri. Questi sono i danni che subiamo e sono danni pesanti, perché anche se sei assicurato non ti rimborsano nulla. Identificato e denunciato dai carabinieri il presunto autore degli incendi e danni di case di Monselice in cui abitano esponenti del Partito Democratico. 3 incendi nella stessa via a pochi numeri civici di distanza e nell'arco di 15 giorni. A Monselice era ormai allarme, con il timore che gli episodi potessero ripetersi. I carabinieri però, incrociando le testimonianze e le immagini delle telecamere, hanno stretto il cerchio attorno a un 43enne di Monselice che è stato denunciato come presunto responsabile degli atti incendiari.
C'era preoccupazione nei residenti, nella popolazione, quindi abbiamo ovviamente ritenuto fosse necessario appunto dare questa risposta e assicurare che l'autore, insomma, di questi episodi è stato individuato. Il filo conduttore degli incendi era l'appartenenza al Partito Democratico, nel senso che in tutte le abitazioni colpite risiedevano esponenti locali del PD. A casa dell'uomo sono stati trovati abiti compatibili con quelli delle immagini, fiammiferi, guanti, una tanica con circa 7 litri di benzina, e il timore era che il piromane potesse continuare a colpire. Potenzialmente sì, ed era per questo che era importante intervenire e dare uno stop a questa attività delittuosa che avrebbe potuto proseguire, ingenerando ancora maggiore allarme sociale. Sì. Resta da capire il movente, che non è chiaro. Sembra che il 43enne, che molto probabilmente conosceva le vittime, manifestasse da tempo un forte risentimento contro le autorità e quindi forse anche contro la politica in generale, ma questa per il momento è solo un'ipotesi. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta, ancora a cronaca, non è riuscito il colpo da decine di migliaia di euro alla Gabrielli Moto di Rosà nel Vicentino. Ecco la decina di moto rubate nella notte tra domenica e lunedì dalla concessionaria Gabrielli di Rosà. I ladri hanno cercato di occultarle tra i rami e le sterpaglie di un boschetto lontano poco più di 1 chilometro dal luogo del colpo. A trovarle i carabinieri del comandante Adriano Castellari. Abbiamo attuato da subito un sistema di notevole impegno, un sistema di cinturazione e di ricerca degli autori del delitto, e questo con ogni probabilità ha scoraggiato gli autori, tanto che hanno abbandonato sia il mezzo utilizzato per lo sfondamento della vetrina sia le moto oggetto di furto. Con molta probabilità i malviventi, vistisi braccati, hanno pensato di nascondere momentaneamente la refurtiva per poi tornare a recuperarla con un furgone diverso da quello utilizzato per il colpo e risultato rubato il 16 gennaio a Parma. Ma non è escluso neppure che l'idea di occultare le moto fosse già previsto dal piano. Non è da escludere, visto l'ingegnoso sistema di copertura utilizzato con ramaglie e sterpaglie all'interno di un boschetto in cui effettivamente è molto difficile che vada qualcuno a controllare. Avete sospetti su chi possa essere questa banda? Sicuramente adesso attiviamo le nostre indagini, come di consueto, indagini a tutto campo sui possibili autori del delitto. Tra le ipotesi c'è quella che gli autori del colpo a Rosà possano essere gli stessi che nelle scorse settimane hanno preso di mira altre rivendite di moto nella Castellana. Quasi certamente le moto erano destinate al mercato estero. La rabbia dei vescovi del Triveneto per la cancellazione dei fondi alle scuole paritarie raggiunge oggi l'apice con le parole di Monsignor Tessarollo: ideologia bolscevica. Tuona convinto che il mancato finanziamento sia opera del capogruppo Rosato, che però smentisce. Come è successo? Perché non c'è un finanziamento alla legge di stabilità delle scuole paritarie? È un fatto grave a cui bisogna porre rimedio. E mi dispiace che questo abbia messo in discussione una questione che invece va risolta. Ricordatevelo alle prossime elezioni, date un calcio a chi ci sta governando. Scriveva così qualche giorno fa in un suo sfogo sui social il vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo, presidente ecclesiale della Commissione Triveneta per l'Educazione. Tema del contendere i mancati finanziamenti alle scuole paritarie, 50 milioni in Italia per 500.000 bambini, spariti dalla legge di stabilità, per quegli istituti di infanzia che spesso sono là dove lo Stato non può arrivare. E i vescovi del Triveneto hanno fatto sentire forte la propria voce. Parrocchiali, materne, eccetera, già come chiese ce ne mettiamo, quindi non abbiamo alcun lucro. Ci mettiamo gli ambienti, volontariato e continuano a tagliare, non si sa perché, per una ideologia, qualche volta io dico, sa così, che è un'ideologia bolscevica. Convinto che i fondi ci fossero e che nel passaggio del testo da Camera a Senato siano spariti. Finito questo passaggio, le banche si sono trovati con 50 milioni in più per chiudere i buchi che c'erano, probabilmente li avranno stornati dalle scuole e dalle famiglie per dare le banche a chiudere i buchi. Questa è l'impressione che si ha. Ma il capogruppo del PD, il cattolico Triestino Rosato, smentisce che sia opera sua.
Quando la legge di bilancio è uscito dal Consiglio dei Ministri non aveva questa misura e non abbiamo trovato le risorse per inserirla. Devo dire che lo considero un vulnus da risolvere, da affrontare. Per fortuna ci sono gli strumenti nel corso dell'anno e io penso che questa sia una cosa di quelle importanti da risolvere. Il TAR dà ragione alla Regione Veneto e i controlli sui FAS nelle discariche possono continuare, così la nostra regione diventa un modello. Il Veneto diventa, a suo malgrado, la regione di riferimento per contrastare la presenza dei FAS in tutta Italia. Sì, perché il problema non è solo nostro e le altre regioni, come la Toscana, stanno operando soltanto adesso i primi campionamenti proprio sulla base degli interventi commissionati e realizzati nel Vicentino prima e nelle altre province poi. Che noi dicevamo che ci sono state più segnalazioni in giro per l'Italia, il Veneto si è attivato da subito con il saper fare e abbiamo dato vita subito a un laboratorio dedicato ai FAS, abbiamo speso oltre 3 milioni di euro e poi tutta una serie di attività che vanno dalle denunce alle attività infrastrutturali. E mentre la Miteni di Trissino apre una pagina Facebook per dialogare con i consumatori e fornire le dovute spiegazioni e rassicurazioni, la Regione va avanti nella negoziazione con il Ministero per ottenere quegli 80 milioni di euro necessari per finanziare il nuovo acquedotto. Continuano le attività di montaggio dei filtri nelle abitazioni e il TAR autorizza l'estensione dei controlli anche nelle discariche, rispondendo così alle decine di ricorsi presentati dai gestori degli impianti. Mettiamo a zittire tutti quei personaggi che andavano a dire in giro al mondo che il Veneto era l'unico che aveva l'inquinamento dei FAS. Oggi siamo un riferimento nazionale proprio per l'esperienza accumulata in questi anni. È morto oggi a Ferrara Giuseppe Sgarbi, detto Nino, farmacista con la passione per l'arte, padre di Vittorio Sgarbi e dell'editrice Elisabetta Sgarbi. Aveva 97 anni, era infatti nato a Badia Polesine nel Rodigino il 15 gennaio 1921. L'8 febbraio uscirà a questo punto postumo il suo ultimo romanzo pubblicato da Schira con il titolo Il canale di cuori. Solo nel 2014 aveva esordito nella narrativa con il romanzo Lungo l'argine del tempo, che la figlia Elisabetta l'aveva in qualche modo invitato a scrivere, che era stato molto apprezzato. Voltiamo pagina e parliamo della polemica contro il maxi faro voluto dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per il centenario di Porto Marghera. La polemica si allarga ben oltre i confini veneziani, inquina il cielo del Veneto, insorgono gli astrofili di Treviso. Senza dubbio spettacolare il fascio di luce Ramses II installato dal Comune di Venezia per il centenario di Porto Marghera, faraonico nel nome come nei fatti, non manca di suscitare le polemiche ben al di là dei confini veneziani. Con i suoi 12.000 metri d'altezza, l'enorme faro, visibile da mezzo Veneto, sta suscitando la rivolta, oltre che dei mestrini, anche degli astrofili della Marca. Nel vittoriese, Silvano Tocchet, presidente della locale associazione Astrofili, ha avviato una petizione che in pochi giorni ha già raccolto migliaia di sottoscrizioni. Io personalmente ho lanciato una raccolta di firme, una campagna di raccolta firme che è arrivata ad oltre 6.000, quasi 7.000 firme a questa mattina soltanto in 4 giorni. L'obiettivo è di mandare la petizione al sindaco Brugnaro e di far spegnere il faro. Un'installazione, quella dell'enorme faro, che secondo gli astrofili è sbagliata sotto tutti i punti di vista, ambientale ed economico, per l'inquinamento luminoso e non solo, lo spreco di energia, ma soprattutto, sostengono gli astrofili, in violazione della legge regionale 17 del 2009 che vieta fasci di luce di questo tipo. Al di là degli astrofili, che forse non è il primo dei problemi, ci rendiamo conto, al di là di questo, aver fatto e aver promosso una cosa palesemente illegale, crediamo che questa sia la cosa più grave. Ancor più pesante la posizione dell'Associazione Veneto Stellato, che ha inviato 2 esposti, uno alla Procura di Venezia, l'altro alla Corte dei Conti. Con questa notizia termina l'edizione del Veneto, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, io vi ringrazio per essere stati con noi, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Prevale un tempo stabile sulle nostre regioni grazie al dominio dell'anticiclone, ma con le consuete riduzioni della visibilità sulle pianure. Vediamo il dettaglio del 24 gennaio.
Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse sui settori centro-meridionali della regione, spesso resistenti per tutto l'arco della giornata. Più sole altrove, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Diamo ora uno sguardo alle temperature. Le massime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, valori minimi tra -2 e 3 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui locali foschie o nebbie sul Pordenonese, localmente anche sull'Udinese al mattino. Altrove invece ci sarà il sole e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori minimi tra -1 e 2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Locali foschie mattutine sulle vallate settentrionali della nostra regione, ma migliora presto. Ampio soleggiamento altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, valori minimi tra -6 e 2 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti invece saranno deboli e in prevalenza occidentali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.